Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vediamo le caratteristiche dei nati del 7 gennaio, ma prima di addentrarci in questo approfondimento legato appunto agli influssi che ricevono questi nati, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, ovviamente di iscrivervi a questo canale da cui appunto diffondo da oltre un anno pillole esoteriche e di conoscenza ermetica, oltre che astrologia antica e radiestesia radionica. Dunque restate sintonizzati. Vediamo quali sono appunto gli influssi e le prove o le caratteristiche dei nati del 7 gennaio. Ad aprire il viaggio della Luna attraverso le costellazioni è la visita che la Luna fa nella costellazione Bilancia. A seguire abbiamo Acquario e Gemelli. Dunque la Luna passa attraverso ben 3 costellazioni d'aria, una in fila all'altra. Questo sancisce sicuramente non solo un'estetica tipicamente d'aria, dunque filiformi, longilinei, ma anche prestanti, dunque sono tutti e tre segni molto umani e dalle belle forme. Abbiamo innanzitutto Venere come stella capo e dunque eh, chiaramente queste persone saranno molto gradevoli d'aspetto. Non solo, risulteranno essere geniali e decisamente molto intelligenti, molto capaci e abili. Avranno però delle prove e delle seccature da superare e purtroppo è la posizione di Acquario in opposizione, in quanto alle sue spalle ritroviamo il dominatore Saturno, che appunto sappiamo che crea svariati ostacoli e difficoltà, in questo caso provenienti dall'ambito familiare. Abbiamo però anche altri aspetti da tenere in considerazione, vale a dire la doppia presenza della costellazione Sagittario all'interno di quello che è il quadrato di nascita, vale a dire l'elenco delle costellazioni che la Luna va ad attraversare durante la sua giornata, insomma il viaggio che compie nella giornata. Questa doppia costellazione ci pone davanti a persone particolarmente pignole e che a volte possono diventare anche un po' fastidiose quando sono in diciamo, in quell'atteggiamento di eccessiva pignoleria, pedanteria. Però sono inclinati allo studio, agli studi in generale, riusciranno a conseguire sicuramente un titolo di studi molto importante, saranno rari appunto i soggetti che non proseguiranno negli studi, per lo più appunto riusciranno sicuramente anche negli studi superiori. Avranno qualche seccatura in tenera età, è possibile la morte di qualche parente stretto, soprattutto intorno ai 4 anni si potrà essere notato questa cosa qui. Verso i 7 anni la caduta con ripercussioni alle ginocchia e è possibile anche appunto che negli anni abbiano o compiranno comunque lunghi viaggi all'estero. In particolare si segnalano, scusate, gli anni 31, 53 e 75. Giocateli, non si sa mai. Tornando comunque all'analisi di questi nati, dobbiamo tenere in considerazione anche un altro aspetto. Armatevi di santa pazienza perché è possibile che nella vita dobbiate risolvere qualcosa per vie legali e con qualche tribunale ed è possibile tra l'altro che la faccenda abbia 2 esiti prevalenti. Nel caso in cui non si trovasse un accordo, la cosa andrebbe molto molto alle lunghe, ma soltanto in casi estremamente straordinari vi verrà data ragione. La cosa migliore che
possa succedere è che troviate un accordo per chiuderla brevemente in modo indolore dal punto di vista economico. Sappiate che, penso lo saprete, che le lungaggini di natura legale generalmente significa anche esborsi continui. Per quanto riguarda comunque l'età più probabile di questa prova è verso i 44 anni. Per quanto riguarda comunque la fortuna che hanno questi soggetti è assolutamente valida e media e riusciranno a conquistarsi una posizione sociale degna di rispetto, dunque soddisfacente anche dal punto di vista economico. E comunque ritorno a dire che le seccature non mancheranno a questi nati e che probabilmente talvolta potranno riguardare o i fratelli, le sorelle, i cognati, i cugini, ma come ho detto anche le faccende di tipo legale e non sottovaluterei qualche fastidio dal punto di vista fisico alle gambe, in particolare alle cosce o al nervo sciatico. Occhio dunque anche alle cadute con implicazioni alle gambe in generale. Anche stati infiammatori non si negano e via, li abbiamo detti quasi tutti. Detto questo, comunque sicuramente sono personalità o personaggi estremamente artistici, dotati di talento anche riguardo la musica, il canto, comunque amanti del bello in generale e metteranno questa passione per il bello anche a servizio degli altri. Eh, Direi che abbiamo fatto comunque un viaggio attraverso le caratteristiche e le principali prove che possono appunto vivere questi nati. Eh, Direi, guardando le tabelle, di aver detto a grandi linee le cose più importanti. È chiaro che poi sulla base di altre caratteristiche che sono assolutamente personali da soggetto a soggetto, abbiamo delle inclinazioni diverse, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo o l'esito di alcune situazioni. Dunque, se siete nati il 7 gennaio e volete saperne di più, non esitate a contattarmi per un consulto privato personalizzato. Vi ringrazio comunque per l'attenzione e vi invito nuovamente a iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto, di seguirci nei nostri gruppi dove lo scambio e i contatti sono quotidiani e vi aspettiamo sempre felici di accogliervi e di trascorrere del tempo con voi. Ci rivediamo alla prossima condivisione e vi saluto insomma presto. Un abbraccio dalla vostra Hildegarda.